sono le principali notizie. Pioggia e forti raffiche di vento, nuova ondata di maltempo in Sicilia, oggi scuole chiuse a Palermo e Trapani. Bufera sull'Etna, 5 persone bloccate nelle loro auto, a trarle in salvo il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, che ha spalato la neve accumulata e che impediva l'apertura degli sportelli. A Niscemi arrivano i primi aiuti per gli sfollati e la magistratura avvia le verifiche su cause e responsabilità. Il terreno intanto continua a franare. A Palermo chiedevano tangenti per rilasciare alle famiglie le salme dei familiari morti in ospedale. Arresti domiciliari per 3 dipendenti dell'ospedale Cervello. Catania, rifiuti interrati e smaltiti illecitamente in una discarica abusiva. Sigilli al parco divertimenti Etnaland di Belpasso. Emergenza idrica a Canicattì nell'Agrigentino, minacce di morte al sindaco. Calcio, il riscatto del Catania passa da un doppio derby, sabato a Siracusa, mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani, squalificati per un turno Lunetta e Corbari. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del telegiornale del mattino. Dunque in primo piano il maltempo, perché pioggia e forti raffiche di vento in queste ore stanno sferzando soprattutto la Sicilia settentrionale e la fascia tirrenica. Ma sentiamo Francesco Triolo. Dall'Atlantico e dal Portogallo alla Sicilia le condizioni meteo sono in peggioramento e l'isola sarà interessata ad una perturbazione consistente, non a livello di Harry, ma dicono gli esperti, con piogge e temporali da non sottovalutare. Ma soprattutto l'elemento più importante sarà il vento, venti forti di burrasca con rinforzi addirittura di tempesta sul basso Tirreno da ovest, quindi di ponente, che nel corso della giornata di domani spazzeranno un po' tutta la regione da ovest a est, con raffiche che potranno raggiungere velocità di 80-90 km/h, ma con picchi localmente anche superiori ai 100 km/h nel corso della serata di domani, soprattutto lungo i punti più esposti della fascia tirrenica. Con il vento forte quindi anche le mareggiate potrebbero abbattersi soprattutto sulla costa tirrenica, dal Trapanese al Messinese. Un canale di vento parecchio esteso, un freccio parecchio esteso, e quindi sul Tirreno si svilupperanno delle onde con un'altezza media significativa intorno ai 5-6 metri, quindi un motondoso parecchio imponente, soprattutto nella zona diciamo al largo del Palermitano, e queste onde ovviamente causeranno delle mareggiate sui punti più esposti della costa tirrenica siciliana. Attenzione alta soprattutto sulle isole minori come Ustica e Le Olie, il tempo andrà a migliorare non prima della mattinata di venerdì. Per il maltempo chiuse a Palermo e Trapani e a Caltanissetta per il rischio meteo idrogeologico. Il sindaco Tesauro ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi, delle ville, dei giardini e tutte le manifestazioni all'aperto. E sempre in tema di maltempo c'è stata una bufera sull'Etna, 5 persone sono rimaste bloccate nelle loro auto, a trarle in salvo i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, che hanno spalato la neve che si era accumulata impedendo loro persino l'apertura degli sportelli. Sentiamo Emanuela Corsi. Una bufera di neve e forti raffiche di vento hanno trasformato una gita sull'Etna in una disavventura per 5 persone, tra cui 2 cittadini polacchi rimasti bloccati con le proprie autovetture sulla strada provinciale 92 sul versante sud del vulcano. Nel tardo pomeriggio i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti per trarli in salvo, ma le operazioni sono state ostacolate dall'abbondante neve caduta e dal forte vento che hanno bloccato anche il loro fuoristrada. I finanzieri hanno proseguito a piedi, spostandosi con difficoltà per la presenza di accumuli di neve, alti anche 2 metri. Una volta individuate le 2 autovetture, nella zona del rifugio Sapienza i soccorritori della Guardia di Finanza hanno spalato la neve che nel frattempo si era accumulata impedendo l'apertura degli sportelli, e subito dopo hanno condotto a piedi 5 adulti verso i fuoristrada delle Fiamme Gialle, con cui sono stati trasportati a Nicolosi. Nuovi movimenti del terreno a Niscemi, l'emergenza continua mentre arrivano i primi aiuti per gli sfollati e la magistratura avvia le verifiche su cause e responsabilità. Sentiamo Gerri Italia.
Stamattina Niscemi si è svegliata avvolta da una fitta nebbia che ha coperto quasi interamente il fronte della frana, quasi a volerlo nascondere, ma il pericolo resta ed è ancora ben presente. La pioggia battente non ha certo aiutato le operazioni di recupero, ferme dal giorno del crollo nella zona di Sante Croci. Oggi, durante i controlli, le squadre USAR dei vigili del fuoco hanno registrato continui allarmi dai geolaser, strumenti che monitorano i movimenti del terreno. Il costone, insomma, continua a muoversi. Oggi è stato anche il giorno del sopralluogo del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Dopo aver ispezionato la zona più colpita, il governatore ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e i vertici della protezione civile regionale per fare il punto sull'emergenza. Subito ha annunciato un contributo immediato tra i 400 e i 600 euro che potrà arrivare fino a 900 in base al numero dei componenti del nucleo familiare per sostenere l'affitto delle famiglie costrette a abbandonare le proprie abitazioni. È un passo di decentramento istituzionale che tende a velocizzare tutto quello che è giusto realizzare a favore dei cittadini che hanno subito questi danni. Nell'immediato alcuni alloggi dello IACP saranno destinati agli sfollati, 3 sono già pronti a Niscemi, altri nei comuni limitrofi. Il sindaco potrà disporre di una delega speciale per accelerare le assegnazioni, mentre il municipio aprirà un ufficio distaccato della regione per snellire le pratiche e velocizzare l'accesso ai contributi. Ma tra i niscemesi c'è comunque malcontento. Davanti al palazzo comunale non sono mancati momenti di tensione. Alcuni residenti costretti a lasciare le proprie case hanno cercato un confronto diretto con il presidente, chiedendo certezze su tempi e interventi. Vogliamo una sicurezza certa perché noi siamo in mezzo a una strada, stiamo attraversando dei disagi veramente propri, vogliamo una risposta subito, immediata. Intanto si muove anche la magistratura. Il procuratore capo della procura di Gela, Salvatore Vella, ha annunciato un briefing con polizia, consulenti tecnici e vigili del fuoco seguito da un sopralluogo lungo il fronte della frana, un passaggio decisivo per chiarire cause, dinamiche e possibili responsabilità di un disastro che riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio e sulle politiche di prevenzione. A Palermo tangenti per rilasciare le famiglie le salme dei cari deceduti in ospedale. Gli arresti domiciliari scattano per 3 dipendenti dell'ospedale Cervello addetti alla camera mortuaria. Esattamente come documentato anche al Policlinico, incassano soldi dalle agenzie di pompe funebri per rilasciare le salme anche senza i permessi comunali necessari. Manlio Viola. Mazzette per accelerare il rilascio delle salme delle persone decedute in ospedale o per indirizzare la famiglia del caro estinto verso un'agenzia di pompe funebri specifica. Una vera e propria associazione a delinquere realizzata fra 3 dipendenti dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo addetti alla camera mortuaria è stata scoperta dalla polizia. Così come già è emerso all'ospedale Policlinico, anche al Cervello a governare tutto erano gli addetti alle salme. Le agenzie di pompe funebri si erano divise agli ospedali della città e pagavano per ottenere le salme e dunque gli incarichi per i funerali. Dopo 1 anno e mezzo di indagini iniziate nel 2024, la Polizia di Stato questa mattina ha eseguito 3 ordinanze di arresti domiciliari a carico di Vincenzo Romano, 67 anni, Onofrio Leonardo, 61 e Giuseppe Suriano, di 56. Le indagini sono state condotte dalla Mobile di Palermo, diretta da Antonio Sfameni, e coordinate dalla Procura. Le accuse per loro sono a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e corruzione per esercizio della funzione. Durante le indagini sono state intercettate le trattative per il rilascio delle salme, documentate le consegne alle pompe funebri anche in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali. In un caso, dopo la morte di un cittadino irlandese a Palermo, gli agenti hanno documentato il pagamento di una tangente da 500 euro per poter riottenere la salma. I 3 avevano anche scoperto una delle cimici piazzata dalle forze dell'ordine. Agli atti anche una riunione intercettata da un'altra cimice nella quale si mettono d'accordo sulla storia da raccontare se interrogati. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha arrestato a Mazzarino uno spacciatore che aveva ritirato da un centro spedizioni un pacco contenente droga tra hashish e marijuana. Indagini sono in corso sulla filiera di approvvigionamento attraverso canali di vendita presenti su piattaforme social dedicate, divenute piazze di spaccio virtuali. La sostanza stupefacente immessa in mercato avrebbe fruttato 10.000 euro. Adesso una nuova udienza del processo per la strage di Altavilla. Sabrina Fina in aula appunto racconta: ho assistito all'orrore e tenta di discolparsi accusando il suo compagno. Un racconto drammatico sui momenti cruciali appunto della violenza. Sentiamo Orazio Longo.
Ero lì e ho assistito a quell'orrore, ma non sono un'assassina. Sono le parole di Sabrina Fina, coimputata in quella che è passata alle cronache come la strage di Altavilla, che davanti alla corte d'assise punta il dito contro l'ex compagno Massimo Carandente e contro il muratore Giovanni Barreca, incolpandoli degli omicidi di Antonella Salamone, moglie di Barreca, e dei figli Emanuele e Kevin, torturati e uccisi nella loro casa di Altavilla Milicia nel Palermitano a febbraio del 2024. Sentita dai giudici, Fina nega di aver avuto un ruolo attivo nella strage e racconta come conobbe Barreca e la sua famiglia. Frequentavamo la chiesa evangelica, dice. Antonella e sua figlia Miriam mi avevano chiesto aiuto. Sui giorni folli dei delitti la donna racconta di essere andata nella villetta solo per pregare, ma presto la cosa si sarebbe trasformata in un rito di liberazione dal demonio. La situazione sarebbe precipitata quando la Salamone avrebbe detto di volersene andare dalla casa. Il primo a morire sarebbe stato il bambino di 5 anni, Emanuel, soffocato con l'aria calda prodotta da un phon che gli era stato infilato nella bocca. Poi la Salamone l'ha uccisa Kevin, obbligato dal padre, racconta ancora Sabrina Fina, mentre Miriam dormiva sul divano. Il cadavere sarebbe stato portato fuori cosparso di benzina e bruciato. Infine sarebbe toccato al maggiore dei figli. Non accetto tutto questo fango che mi sta buttando addosso, la replica di Barreca. I rifiuti del più grande parco acquatico del Meridione, l'Etnaland di Belpasso, invece di essere smaltiti correttamente, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Sequestrati alla struttura, ha indagato il titolare. Lorena Dolci. Le carte dei gelati, i cartocci delle patatine, i resti dei picnic, tutti i rifiuti prodotti dalle migliaia di visitatori di Etnaland, il più grande parco divertimenti del Meridione, finivano in una discarica abusiva in spregio di qualsiasi rispetto ambientale. Ogni giorno, per anni, i dipendenti li trasferivano in un terreno adiacente, dove venivano bruciati e poi sotterrati. La scoperta durante un sorvolo degli elicotteri della Guardia Costiera, che si sono accorti di queste buche nel terreno. Saltano fuori 1000 metri cubi di rifiuti smaltiti illecitamente. Nel 2022 sigilla alla discarica un terreno di 6 ettari di proprietà dello stesso titolare del parco, Francesco Russello, che oggi invece vede scattare il sequestro del parco. Gli accertamenti sul terreno e sulle acque hanno confermato infatti i reati ambientali, accertando fra l'altro uno sbalzo di 9 metri, frutto dell'accumulo nel tempo dei rifiuti, per anni e in assenza totale di controlli. Parliamo insomma di un'attività che è macroscopica, perché non è una piccola azienda, era l'azienda forse più importante del posto e che quindi doveva probabilmente essere monitorata in precedenza da chi ha funzioni amministrative. Non solo rifiuti quasi mai differenziati, ma anche le acque di lavaggio delle piscine venivano smaltite senza regola. Finivano anche dentro il laghetto artificiale del parco acquatico, non adibito però ai bagni. Il rischio è per l'ambiente soprattutto, non c'era un rischio per chi andava a farsi il bagno nella piscina, ecco, per voler essere chiari. Russello deve rispondere di combustione illecita di rifiuto, traffico illecito e inquinamento ambientale. Dovrà provvedere a realizzare gli impianti di depurazione, il rispetto degli obblighi di smaltimento e la bonifica dei luoghi. A che condizioni potrà riaprire? Quando si sarà messa in regola completamente. Emergenza idrica e tensione a Canicattì, siamo nell'Agrigentino. Il sindaco Vincenzo Corbo finisce il mirino di pesanti minacce, anche di morte, comparse sui social. Sulla vicenda indagano Polizia Postale e Digos. Sentiamo Davide Sardo. Resta altissima la tensione a Canicattì per la crisi idrica, nonostante siano tornate a circolare in città le autobotti autorizzate da AICA. La rabbia di molti cittadini non si placa. Nel mirino è finito il sindaco Vincenzo Corbo, destinatario in questi giorni di una serie di minacce via web, alcune dal contenuto gravissimo. Se non si risolve la questione, acqua, do fuoco a tutto, non farti vedere in giro, so dove abiti. Frasi shock accompagnate da insulti e richieste di dimissioni. Sinceramente non mi aspettavo questi attacchi così pesanti nella mia figura, ma io sono e sarò sempre accanto ai miei cittadini, anche perché dico, oggi io faccio l'interesse dei cittadini, ma forse qualcuno ha fatto passare il messaggio che io non faccio l'interesse dei cittadini, invece non è così.
Sui messaggi stanno ora lavorando gli agenti della Polizia Postale e gli uomini della Digos della Questura di Agrigento. Il primo cittadino è stato ascoltato e sono stati acquisiti diversi screenshot anche di profili anonimi. Un'escalation preoccupante che potrebbe portare nelle prossime ore all'adozione di misure di tutela per il sindaco. La situazione resta sotto stretta osservazione. A Catania oggi l'ottava della festa in onore di Sant'Agata. Seguiremo in diretta la messa a partire dalle 19 a reti unificate, Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. Breve pausa poi a Catania per l'ennesimo furto in un istituto comprensivo a San Giorgio. Catania, ennesimo furto di rame per la terza volta in 3 settimane nell'istituto comprensivo San Giorgio, danni per oltre 100.000 euro e sale anche l'ira delle mamme. Sentiamo Tonino De Mana. Oltre 100.000 euro di danni, scuola al buio e alunni a casa. Non c'è pace per l'istituto comprensivo San Giorgio presso Borsellino, depredato per la terza volta in 3 settimane. Se non è record, poco ci manca. L'ultimo atto si è verificato nella notte, quando ignoti si sono introdotti nella scuola, complice l'assenza dell'impianto di sorveglianza, per arraffare metri e metri di cavi di rame. Danneggiato in maniera irreparabile il quadro elettrico che vedete in queste immagini. Mattinata di sopralluoghi per i tecnici comunali e per l'assessore all'istruzione Guzzardi. Mamme esasperate nel piazzale. Noi non vogliamo fare la scena, fare caciarate. Noi vogliamo dire: i nostri figli in questo momento sono a casa, disagiati, stanno retrocedendo tutti quanti, alcuni sono stati messi in un altro plesso, nel plesso centrale, ma comunque non è una situazione sostenibile a lungo termine. È svilente la situazione, cioè, non ho proprio parole. Come si può spiegare? Come si può spiegare una situazione del genere ad un bambino che vuole studiare, vuole andare a scuola con le proprie maestre, con i propri compagni? Abbiamo bambini all'asilo, alla centrale, altri bambini in DAD, chi ha anche 3-4 figli. È una situazione assolutamente insostenibile. Si continua a avere appunto questo disagio dei furti. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, con allerta rossa per il ciclone Harry, il primo raid vandalico e conseguente danneggiamento della cabina elettrica esterna, seguito da altri furti di rame che hanno fatto lievitare il danno, e la beffa con gli alunni a casa per vacanze forzate e ad oltranza. Dopo la sinergia nata con la festa di Sant'Agata, tra Antenna Sicilia e RTL nasce una nuova collaborazione durante il Festival di Sanremo. Il presidente della prima radio più ascoltata in Italia, Lorenzo Suraci, apre le porte della grande postazione mobile della radio alle nostre telecamere. Roberta Lunghi. Primato su primato. In Italia la radio più ascoltata è ancora RTL 102.5, che con Radio Freccia e Radio Z supera i 9 milioni di ascoltatori al giorno. Nulla è per caso, perché risultati tanto importanti nascono dalla passione e dal lavoro ormai trentennale di Lorenzo Suraci, editore e anima della radio, geniale anticipatore della radiovisione, con il vizio delle intuizioni che si sono rivelate poi chiavi di volta per avvicinare e fidelizzare il pubblico, e con l'intelligenza di non adagiarsi mai sugli allori. Mai adagiarsi, anzi immaginarsi che comunque c'è tanta strada davanti. Ci piace cominciare a rafforzare quella che è la realtà, diciamo, italiana, particolarmente regionali. E proprio in quest'ottica, dopo la sinergia durante la festa di Sant'Agata tra RTL e Antenna Sicilia, nasce una nuova collaborazione. Vi ho fatto un invito ufficiale per esserci anche voi con noi a Sanremo per questa grande esperienza che noi facciamo ormai da tantissimi anni. RTL da molti anni, potente amplificatore del Festival di Sanremo, in questa edizione aprirà le sue porte anche della radiovisione alle telecamere di Antenna Sicilia per condividere retroscena e interviste ai protagonisti. Allora verremo a curiosare nel vostro meraviglioso track. Dovete venire, avremo modo di amplificare al massimo quella che è la nostra esperienza a Sanremo. Pronti a diventare tutti rigorosamente dei veri normal people. Grazie Lorenzo Suraci. Assolutamente, grazie a voi. Continuiamo ad occuparci delle periferie dimenticate a Catania. Siamo andati al villaggio Dusmet, dove la sicurezza è un optional. Tonino De Mana.
Il centro di Catania è ad un passo, anche se Villaggio Dusmet si può etichettare come periferia, lontana periferia. La conferma arriva da queste immagini, con una percezione di abbandono che non lascia spazio a interpretazioni. Marciapiedi quasi off limits per svariati motivi, dai rami d'albero caduti e lasciati per terra da diverso tempo alle microdiscariche con materassi e spazzature in bella mostra, passando all'Eternit, abbandonato in questa aiuola e che nessuno sembra vedere, dal momento che si trova lì da oltre 2 settimane. Ed è pure beffardo il cartello fatiscente che vi mostriamo. Area di attesa numero 116, in caso di terremoto radunarsi in quest'area che è sicura. Di sicuro, lo vedete, c'è ben poco. L'immagine simbolo è la ringhiera arrugginita, la cui oscillazione è evidente, così come il pericolo. Da un pericolo all'altro, guardate questo tombino ricoperto solo dal fogliame in via Vescovo Maurizio Altavilla. Marciapiedi, ostaggio anche della sosta selvaggia, specie in orario scolastico, con decine di minicar parcheggiate ovunque. Posti non ci sono per le macchinette, sono messi tutti quanti qua, anche sulle panchine. Dentro il villaggio è pieno di macchinette che le persone non possono neanche uscire da casa. Ci sentiamo abbandonati da tutti. E nessuno, o quantomeno vengono le persone qua, diciamo, parte politica viene solo qua per prendere voto e andarsene. Dulcis in fundo l'accumulo di pietra laviche e rifiuti in prossimità delle case. Sono lì dal 2023, quando furono realizzati ed inaugurati questi campetti. Vogliamo capire, dopo che abbiamo fatto commissioni consiliari, siamo andati sul posto, cosa vuole fare questa amministrazione? Noi l'abbiamo segnalato, siamo andati sui luoghi e non è cambiato nulla. Villaggio Dusmet chiama, la speranza è che qualcuno risponda. Breve pausa, poi la pagina del calcio con il Catania che si prepara un doppio derby. Eccoci al calcio, il riscatto del Catania passa da un doppio derby, sabato a Siracusa e mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani, squalificati per un turno Lunetta e Corbari. Sergio Colosi. Il Catania non si arrende e rilancia la sfida al Benevento, giochi ancora aperti per la promozione diretta. Tra Sorrento e Cerignola i rossazzurri hanno perso 5 punti, ma nessuno è disposto ad alzare bandiera bianca. Sono 8 le lunghezze di distanza che potrebbero ridursi a 5 dopo il recupero di mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani. Prima ancora la squadra di Toscano disputerà un altro derby, sabato al De Simone con il Siracusa. A marzo gli scontri diretti che coinvolgeranno anche la Salernitana terza, staccata dalla lotta al vertice. Ci sono margini per una rimonta. Il Catania dovrà guardare anche i risultati di un Benevento che macina vittorie nel finale contro la Cavese e in pieno recupero contro Atalanta Under 23 e Picerno. Con 12 partite da giocare, 13 per il Catania, il cammino è ancora lungo e può aprire nuovi scenari. È indispensabile però, arbitraggi a parte, alzare l'asticella delle prestazioni rispetto alle ultime 2 giornate che fin qui hanno fatto la differenza. Allenamenti di mattina in vista della trasferta di Siracusa, dove mancheranno Lunetta espulsa a fine gara e Corbari diffidato e ammonito contro i pugliesi. Miceli torna disponibile al centro della difesa, possibile convocazione per Di Tacchio. Io mi fermo qui, vi ricordo che oggi per l'ottava di Sant'Agata ci sarà la nostra diretta a partire dalle 19, reti unificate, Telecolor, Antenna Sicilia, Sicilia Web. La prossima edizione del nostro telegiornale alle 14, come sempre, grazie per l'ascolto e buona giornata.